È ora di finirla con questa Venezia passatista, sempre le solite cose, i soliti monumenti vecchi. È ora finalmente di rappresentare la Venezia contemporanea, la Venezia del futuro che vuole voltar pagina e andare avanti. Basta con le solite vedute trite e ritrite della Basilica di San Marco e del Ponte di Rialto. L'immagine di Venezia ha bisogno di rinnovarsi ed ecco allora che sulle cartoline vendute a ogni angolo della città è comparso da qualche giorno un soggetto assolutamente inedito. Uno scorcio del Ponte dei Sospiri all'epoca dei restauri, quando la struttura era quasi interamente nascosta dal cielo di plastica ideato da Oliviero Toscani. Oggi chi si affaccia dal Ponte della Paglia può ammirare uno dei più noti panorami veneziani restituito al suo antico splendore, ma evidentemente qualcuno ha nostalgia delle maxi pubblicità e ha pensato di riproporne l'immagine a chi certamente saprà apprezzarla, dal che la provocatoria proposta dell'associazione Venezia.com. Faremo una raccolta firme e chiediamo assolutamente che venga ripristinato il cielo dei sospiri, perché i turisti ce lo chiedono, i turisti vanno in cerca di questo scorcio incredibile che è rappresentato dalla cartolina, cercano questo scorcio, ma purtroppo si ritrovano davanti un ponte senza nessuna decorazione laterale. Del resto l'idea, naturalmente sarcastica, di una serie di cartoline alternative per mostrare la Venezia contemporanea era già venuta al presidente dell'associazione, Stefano Soffiato, autore di un video che tempo fa spopolava sulla rete. Tra le vedute da offrire ai turisti anche quella del Ponte dei Sospiri cancellato dalle impalcature, uno scherzo ovvio, chi invece ha fatto stampare la cartolina in migliaia di copie purtroppo era serissimo.